Su delega della Procura della Repubblica di Roma, Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri del Comando Provinciale Capitolino, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 27 persone per l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP del locale tribunale costituisce l'epilogo delle indagini coordinate dalla DDA ed eseguite dagli specialisti del GICO del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, che avrebbero costituito 4 stabili strutture organizzative nel quartiere Laurentino 38, finalizzate all'approvvigionamento ed alla distribuzione al dettaglio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti come cocaina ed hashish nelle piazze di spaccio dei ponti Quinto, Sesto, Nono ed Undicesimo. In ciascuna delle distinte realtà associative è emersa l'esistenza di uno schema ben definito, in cui ognuno degli indagati attende a compiti ben precisi: chi ha contatti con i fornitori delle sostanze, chi si occupa del trasporto, chi della custodia e chi, i pusher, dell'accessione alla clientela nelle singole piazze di spaccio. I soggetti coinvolti, inoltre, nell'intento di eludere i controlli su strada delle forze di polizia, in alcune circostanze si avvalevano di operatori taxi.